check the corpus. Why not open your ring terminal and take a quick look? Hey! Hey you. Commencing root creation. Delivery route finalized. Commencing root creation. Don't be a stranger, Sam. Thank you, Sam. Thanks for the help.
God damn, dude. Somebody lend me a hand! Hey, I need real help! Came in handy. Thank you kindly. Came in handy. E non avevo acceso il microfono, perdonatemi, ma oggi è stata una giornata di merda sotto un certo punto di vista. Un po' distratto. Allora, campamento è lì. Campamento è lì. Iniziamo a vedere un attimo sto fucile da cecchino. Allora, cecchinaggio R1 per trattenere il respiro. Regola lo zoom. Oh, c'è un Pippo Baudo. Minchia che mira, minchia. Ok. C'è un problema. È un fucile e l'ho dato all'altro. Vabbè. Parabola.
Ok. Voi siete qui. Ok. Quindi se c'è un mitra non letale, perché insieme di uccidiamo qualcuno qui in mezzo, succede il bordello. Oh, eccolo là, c'è un Pippen. Shit. Ciao Scotty Pippen. Vieni qua. Vieni, vieni, vieni. Vieni, vieni, vieni qua, vieni qua, vieni qua. Chiral network. Oh, Sam, Sam, Sam. Ok. Ciao Salamello. Ok, e vai giù. Vai. Someone's out there. 2 di 4, 3 di 4. Allora, a parte che ci sono dei cristalli chirali, quindi. Un altro è sopra, aspetta, fermati, fermati. Un deficiente ha fatto il giro, ha fatto. Ah, giustamente quello che ho sparato è andato a vedere sulla montagna. Per questo. No, dove va? Madonna, ti devo pure rincorrere. Non c'è nessuno là. Me ne sono andato. Mi vedi? Signor briganto? Signor briganto? Brigantello? Signor brigantello, venga qui. Che cazzo sto? Ehi. Ok. Ok, sei qua dietro. Allora, giusto il tempo che esci con la capuccella, ti do un piccolo regalo. Ok, sei qui sotto. Don't let him down. Vai, Sam. Ottimo. Ok, tu legato con un salamello e tu vai qui. Mo, ci scendiamo giù e andiamo a prendere gli altri. Poi alla base ci diamo un attimo una sistemata. Allora, fatto niente, già sono passati 20 minuti. Porca la miseria sto gioco. Allora, ok, gli altri due sono lì. Sistemiamo. Shit. Perché sei a terra tu? Ah, quello che ho colpito prima, ok, quindi uno è venuto per lo sparo e uno è venuto così. Ciao. No, Sam. Ok, ottimo. Ottimo. Così ce li ho tutti e 4. E non meno guardare le armi che usano saranno meno potenti.
Vediamo lui come lo spiega. Ignorare una base nemica comporterà l'aumento del suo livello di pericolo. Le basi nemiche con livelli di pericolo elevati spesso contengono grandi quantità di risorse preziose. Sconfiggere tutti i nemici in una base ridurrà il suo livello di pericolo. In questo modo meno nemici sorveglieranno la base in futuro, permettendoti di attraversarla più facilmente e senza impedimenti. Great. Let's get it delivered. Allora, prima facciamo un attimo. Sam, prendi. No. Allora, Sam, o facciamo il tutto per tutto e andiamo così, o facciamo avanti e indietro. Vediamo un attimo qua dentro cosa c'è. Camicie premium. La peppa. Questi prendi. Andiamo un po' in sovraccarico. Questo proprio Nishma non lo prende. Porta in mano. Mano sinistra. Poni automaticamente il carico. Allora, Sam, piano piano. Ok, vai Sam, piano piano. E ci arriviamo. Serve un po' d'acqua. Allora, se noi ci togliamo da qua e ci riposiamo un po'. Fermo. Ok. No, dobbiamo metterci un attimo qua. Riposino. Use a quick breather. No, da qua non ce ne usciamo. Sam, you know that harmonica of yours? Why don't you try playing it for a little bit? Allora, dai, fammi usare un pochino l'armonica, dai. Allora, fai riposello. Ok, fatto. Sta calando il sol. Vediamo se ce la facciamo. Allora, vediamo un attimo. Ma allora, prendi questo. Prendi questo. Prendi qua. Vai. Vai sempre. Dobbiamo arrivare lì alla base, su 173 metri. Ora arriviamo abboffati di roba e ci facciamo un botto di punti così. Adagio. Adagio. Vai Sam, carico pesante, bonus, combattimento, sono tanti punti bonus. Ecco qua. Avessimo la cazzo di borraccia riempita. Vai. Allora, un altro pochino. Se mi arriva qui.
Mettiti qua. Riposa un altro po'. Okay. Let's just sit here for a second. Vede con l'armonica. Ok. Come la uso? Mi sembra che ci fosse un pulsante, o ricordo io male. Sam, dormi. Chi dorme non piglia Sam. Quando mo come minimo ci troviamo in una zona di CIA. Sicuro. Evento randomico. Ok, vai. Vai Sam. Che abbiamo un fottio di roba, Sam. Vai. Mancano 100 metri. Mancano 100 metri. Aspetta un attimo che posso fare la mandracata. Aspetta un attimo. Allora, questa è una zona tranquilla. Se io faccio così, poso tutto a terra e posso correre un attimo tranquillamente, liberamente. Io faccio così. Mica mi si stacca gli oggetti perché vado troppo lontano, sono qua vicino. Questa è acqua. Sì, è acqua. Ok. Borraccia ti riempi? Borraccia non si riempie qui. Bordello, grande bordello. Torniamo indietro. C'è un cazzo di corso d'acqua qua vicino. Però il problema è che non mi posso allontanare. Vabbè, abbiamo scherzato, tutto a posto. Allora, sembrava una grande idea, si è dimostrato una boiata pazzesca. Vabbè. Allora, io mo posso fare da qui, prendi tutto. Questione carico. Hai sistemato un po' le cose alla cazzo, no? Però va bene. Vai. Vai Sam, piano facciamo solo sta missione stasera. Un'altra mezz'oretta ce l'ho. Ma guarda, facciamo la zona di sosta qua vicino. Fermati. Ok. I second that. Ma che cazzo? Lui? Ma che cazzo? Perché sei un puttino? Ok, sta cosa non è normale. Va benissimo così. No, più che sederti dovresti riposare di nuovo.
Ok, riposa. Time for a rest. Dai, sono neanche 100 metri. Penso altre 2-3 volte al massimo. Poi c'ho troppa roba buona, non sta manco piovendo. Ha già le spalle. Devo controllare se c'ho quello per recuperarli da lontano. Solo che se mi arriva un coso di quello in faccia, è finito. Ok. Foto? No. Ok, è dormita. Tanto controllo se sta andando tutto bene. Ok, mentre Sam fa riposicchio, qui sta ancora facendo, ma se va bene così. Ok, vai Sam. 2 giorni per fare 150 metri, vai, ce la faremo. Vai Sam. 400 metalli non li posso lasciare in giro così. Ok, vai Sam. Vai, sono 70 metri, vai. Vai, ogni passo è 1 metro. Più o meno. E di base, se saliamo di qua e scendiamo là, ce la dovremmo fare tranquillamente. Ok, non posso. Il cacchio di esoscheletro, devo capire come sblocchiamo. Ce ne torniamo nella prima mappa e vediamo un attimo di fare qualche consegna veloce nelle prime zone. Ok, Sam arriva qui, qui è la base, su 40 metri, quindi vieni qua. Ok, Okay. Let's just sit here for a second. a posto, fatto. Vai Sams. Vai, dobbiamo andare soltanto là. 44 metri. C'è stato pure un terremoto, se viene un terremoto, noi qua stiamo fannuto. Abbiamo fannuto. Ok. Allora, vai Sam. Vai Sam. Sam, credici. Sei stanco come la merda, ma qui ti potresti riposare. Abbiamo pure la base di fronte. Dove va? Ehi? Dove state andando? Slovenia? Weapons detected. Be advised that usage is restricted in Vai. some facility grounds. Vai Sam, l'ultimo sforzo. Sam, dovremmo farcela giusto, vai. Vai così. Ciao Odd. No, aspetta, devo dare qualcosa pure a te. Ragazzi, dovete aspettare un attimo che siamo un attimo uccisi. Dai. Ok. Allora. Consegna registra. Vediamo Todos. Consegna Todos. Fatto. Well. Retrieved that cargo from those troublemakers, did you?
We're all very grateful. Now, let's review the order details. Ok, This ottimo. cargo is in exceptional condition. You, Adesso 2 giorni, però va bene. time after time you've been there for us. You're a saint. Questo ci fa salire un bel po'. 1. I want you to have this data. Dispositivo antigravità chirale, un dispositivo che riduce il peso complessivo dello zaino aumentando la capacità di carico di Sam. Più dispositivi antigravità attivi, maggiore sarà l'effetto di riduzione del peso. E tu ci sei entrato proprio giusto. Abbiamo aumentato la We've banda designated virale. more Ok. materials for your use. Don't hold back on our account. Ok, thank you. Displaying your current porter grade. Ti avvisa della presenza di nemici intenti ad attaccarti dai punti ciechi. Ottimo. Condivisione potenziata. Ottimizza la finestra temporale dei mi piace, estesa aumentandone l'efficacia. Good. We've got our hands on those bastards' gear now. And it's all thanks to you. With this tech, we should have no trouble whatsoever monitoring and tracking their movements from here. Also, Ok. something tells me you've earned the Lone Commander's respect. Call it a hunch, given your Comandante. more imposing aura. I reckon the Golden Fist and the Island Inventor will be keen to meet with you. Pugno d'oro è l'inventore dell'isola. Chi cazzo è He's a questa gente? combat specialist who used to be stationed at Cape Fort Knot, Se per il which was a CQC. settlement located to the north of West Fort Knot. Anyway, he was a champion boxer. Ok, so he ci excelled insegna in qualcosa o close ci dà range qualcosa per engagements. menare meglio i As one punti. would A expect. posto. One time, when he heard a group of Ho preso una trigger-happy bottiglia d'acqua assholes were getting fredda, ready to diventa attack Cape Fort cerebro. Knot, he went out alone and took the lot of them down with his bare hands. I'm honestly not sure how he's getting on these days. But if you could bring him into the chiral network, you would gain the support of a Qua, powerful tanti li ally. colleghiamo tutti. Strange sort of Inventore, fella, if beh. I'm being honest. He set up shop on an island he never leaves, so he could Sta in mezzo devote all'isola. himself to his research. Cazzarola. And if you head north from here, past West Fort Knot, you'll come across a lonely island just off the coast. As for Ma io this, come passo là qua, research, chiedo venia? I've In only met him mezzo? once myself, and I couldn't make head nor tail of whatever the hell it was he was trying to build. But perhaps you'll have better luck than me if you decide to pay him a visit. You're damn right I do. His skills as a soldier and leader were second to none. A marksman like you wouldn't believe. And not just with a rifle either. He once captured an enemy outpost with nothing but his custom handgun for company. If you can find a way to gain his trust, I'm sure he'll have something of value to teach you. But the poor bloke still holds himself responsible for the death of his comrades. Wrongly, in my opinion. The way I see it, if he couldn't save them, then no one could. Ok. This Grazie, is a dottor Hodge. viral anti-gravity Anzi, un device that vecchio can be Hodge. attached to your backpack. Adesso ma ce lo mettiamo Slap subito. it on and your cargo will feel significantly lighter. And the more of them you use, the more noticeable the effect becomes. Any porter ought to appreciate a piece of kit like this. I'm sure you'll be a big fan. Order completed. Ok. Well done. Allora. Tu vieni qua. Andiamo a fare così. E iniziamo a fare ricicla e deposita. Allora 168 già ci sono, ne mettiamo 312 più sostanze chimiche, ceramica, passa il limite, quindi facciamo così. Poi li buttiamo dentro. Questi qua li mettiamo. Magazzino della struttura. Ok, e facciamo personalizzazione dello zaino, aggiungi componenti, dispositivo antigravità chirale. Allora,
Ci abbiamo pure questi qua. Ora metterei uno di questo. Metterei uno. Una selezione e poi si mette. Ok. Bussina per le granate, perché no? Facciamo una per le granate. Facciamo una per le munizioni. E vediamo un po' di andare così. Invece il colore è buono. Come toppe non abbiamo ancora niente. Ok, e ti sei salvato. Ok. Allora, mo a sto punto, mettiamo attrezzi abbigliamento. Ti metto una scalina. Mettiamo un'altra anche a te. Te mettiamo uno sprite. Oh. Ok, allora, uno a fare riposino. Wow, c'è un mezzo qui. Thanks for the help. Scusi, io come entro? Ah, ok, sali a bordo. Persone a bordo 5, quindi possono aumentare, ok. La terminale. Funzioni della struttura, stanza privata. Io capiamo per tornare indietro, come posso fare? Allora, sembra un po' di riposo, te lo sei un attimino meritato per bene. Allora, su 15, altri 10 minuti e passiamo a persona. Dormi fino al mattino. No, alzati, va bene così. Allora, Sam, grande doccia perché sei un pochino sporco e svait. Dura completamente la scorta di munizioni rifornite. Usa il bagno doccia. Salve. Hi, Sam. Salve anche al gatto. Oh, fai i bisogni finalmente, è la prima volta che li fa. Ok. Ah, posso. Allora come sei tornato bello, sempre. So in order to survey an area, I have to rely on a very special power. My strength of will, you might say. The requisite focus can be rather exhausting, but I'm happy to grin and bear it since it's for your sake. Va bene, Dolmen. So, if you deem it necessary, feel free to send me airborne as many times as you like. It won't use up any battery or chiral crystals either. All it requires is that I place my absolute faith in you. Which I do, so don't hesitate to ask for help. Woo-hoo-hoo! Looking clean as a whistle. Those wandering BTs we encountered, I believe people call them Watchers. A fitting name given their behavior. The way they seem to be eyeing us with such disconcerting intensity. Oof. They can't see everything, though. No, they've definitely got some blind spots. Meaning, you might be able to avoid combat by evading detection and sneaking past unnoticed. Ok, allora.
Qua tutto a posto, qua tutto a posto. Allora, torniamo in superficie. Un po' se riesco a capire come tornare nelle zone precedenti. Ecco qua. Bello, pulito e pinto, sempre. A posto così. Allora, se io volessi tornare Colle Fumo, non so chi sia. Devo tornare solo attraverso il varco? Pianta un chiodo d'arrampicata per migliorare il migliore amico degli scalatori. Recupera un libro illustrato fatto a mano che comporti madri e figli. Ed è dall'altro lato, ok. Io voglio capire se volessi tornare indietro come. Metodo della borraccia. Muoversi in ambienti difficili. Ok. Allora, ci togliamo tutti e via. Mo, banca dati no, comandi no, se c'è qualcosa dobbiamo vedere qua. Allora, le basi, gestione carico, stato di SEM, tecniche di consegna, rudimenti. No, penso che al momento non possiamo tornare liberamente da qua a là. Va bene così. Questo è un salvino, non si può mai sapere. Allora, vediamo un po' il governo qua che cosa voleva. Allora, tu dove ci vuoi fare andare? Libera l'osservatorio ambientale occidentale dei briganti. Prossima destinazione è l'osservatorio ambientale occidentale, che è stato circondato da un gruppo armato noto come i briganti. Elimina i briganti presenti nell'area e connetti l'osservatorio alla rete chirale. Sta va bene. Una via diritta. Ci liberiamo questo. E facciamo con un cinquantino sì, a questo punto fabbrica attrezzatura. Tre di questi qua dovremmo farcela tranquillamente. Una scala ce l'abbiamo, un codice ce l'abbiamo, un CCP ce l'abbiamo. Vai senso. Pronti, partenza, via. Order accepted. Thank you. Ok, vediamo di terminare almeno questo e poi switchiamo a persona. Ragazzi, a sto punto c'è il mezzo, io lo prendo. Luci del veicolo. Ho messo ancora tanti cartelli e cose varie. E devo iniziare a farlo quanto prima.
No, Sam, ho sbagliato pulsante. Sam. Sali qua sopra. Ho sbagliato pulsante. Che cos'è? Ma c'è un topastro. There are wild animals nearby. Such creatures are rare and Oh precious. no. Friends to be protected. Oh no, fatto cazzata. Aspetta. Okay. Lu. Scusami, non l'ho fatto apposta. Lu, non lo volevo fare apposta. Andiamo a piedi. Fatto tipo su Baru Baracco, ho buttato l'animale sotto. Porca la miseria. Now leaving Chiral Network coverage. Aspetta, se dobbiamo comunque andare all'osservatorio. Possiamo già portargli qualcosa, perché no? Solo contaminato da chiralium. Ci sono tanti cristalli di là. Legare il carico al... fermo. Mi ero dimenticato di sta cosa. Fermi tutti. No, ridimmi come. Andiamo qua. Può essere usato anche per deviare realtà. Ok. Come si fa? Non me l'hai fatto vedere, porca la miseria. Allora, non mi ricordo, nel primo io lo usavo sui transporter. Magari posso fare, aspetta, così. Faccio così e fisso il carico. A posto. Sono un pochino intelligente. Fatto. Legare il carico dello zaino con il filo. Prima scarica zaino, equipaggia il filo, prepara il filo, assicura carico. Ok, grazie. Grazie mille. Eravamo già arrivati, però tutto a posto. Allora, lo sempre in modalità action. Trouble nearby. Ok, intorno non ce ne sono. Una cosa che potrei vedere, visto che qua c'è un container mascherato, se vengono i ragazzi per persona, c'è altre cose per l'osservatorio? Base del governo, ce li possiamo prendere. Fucile a pompa PG livello 1, un'arma a corto raggio che spara pallini di gomma che neutralizzano gli esseri umani senza ucciderli. Me. No, aspetta, che è questo? Metti questo qua. Metti questo. Battuto? Puttana!
Puta, no, 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 no. Ehi. Questo piano è andato una chiavica, molto bene. Ok, vieni. Ok, meno uno. Ok. Ok. Hex. Sam cambia arma. Vieni qua, Sam, corri di qua, Sam. Oh, porca puttana. Sam carica. E vedevo si ricaricasse. Merda, cacca. Merda. Devo vedere di evitare questo e far fuori questo qua. Non sto nella linea di tiro dell'altro. Ok, possiamo fare uno. Merda. Mi stanno foldando. Did you just drop some cargo, Sam? No, è capitato, Dolmen, non ti preoccupare. Mamma che bordello sto facendo. Calmo Vincenzo, calmo. Il problema è che la sciacca di sangue eccolo qua. Rotti i coglioni. Sto io, la tenda e tutto il cucuzzaro. Oh. Chi mi sta a sparare? Da là. Ok, visto. Vieni su. Oh. C'è un po' di bordello, perdonatemi. Allora. Oh, ok. Allora, bravo Sam. Allora, e adesso come ultima cosa, sono anche in orario, dai. Poi Regen, bonsoir. Stavo giusto per switchare a persona. Ho detto, ma appena viene qualcuno cambio. Sei arrivato giusto. Noi c'ho sta mezz'oretta e se avete qualche domanda a disposizione. Nel frattempo che viene Gianmarco. Ok, vai, conferma tutto. Tutto bene nel frattempo? No, perché ho preso botte. Se non gioco un giorno dimentico i pulsanti troppi titoli. Peter Gates. Ok. Go on, use your Cupid to get us online. Quickly now. I'll feel a lot safer once we're all hooked up. Quindi qua non dovrebbero più apparire i Brigantos. Ok. Dolmen, fermati, non è andato da nessuna parte. Allora, tu che ci dai per la prima stella?
Restano altri 78 posti da visitare. Benissimo. Peter Gates. Ok, e fino a qua ci siamo. Ok. Ah, questo però è per il combattimento, attenzione. Questo è per il combattimento. Non è per portare le cose. Pistola a granate. Boss in arrivo. No, in realtà ho fatto 2 accampamenti di briganti e sono riuscito a collegarmi a un posto nuovo. Ho fatto tutta la prima parte della live, ho trasportato tante di quelle cose. Fa 100 metri, ci ha messo 2 giorni in game. Però ero strapieno di cose. Assistente automatico dell'esoscheletro. Rende più difficile per Sam perdere l'equilibrio quando indossa un esoscheletro. Buono. Molto buono. Salve. Online at long last. This ought to do wonders for our ability to monitor chiralium levels by the plague gate, as well as keep an eye on the tar currents. More accurate data. Ci hanno dato delle informazioni e ci ha detto c'è un inventore sull'isola in mezzo al mare. Penso che sia la zona che abbiamo visto l'altra volta. We've been seeing increasingly dramatic anomalies all throughout the Australian continent. Some theorize that the UCA's connection to the chiral network destabilized all areas with our coverage. But what's done is done though. Our best bet is to follow suit and connect Australia too. Io ho degli amici che sono andati in Australia per 6 mesi, ma non penso che hanno trovato questa situazione qui. Including this one. If you can bring them all onto the network, we're confident we'll be able to calculate where and when the next. Ah, veramente c'è un'altra mappa dopo di questi, io non ci credo, è You should already have impossibile. access to the data we designated for you. Now, if we could only manage to get that old road patched Sì, l'ha giusto l'autostrada, ma immediatamente. Well, there's our schematic for an MP shell variant. C'era nel primo la zona dove la mappa principale, quella più grossa, dove potevi creare autostrade per muoverti più velocemente. Oddio, guarda, ha detto il vecchio Oz, la persona con cui parlavamo prima, e senti, io là, lui stava costruendo cose, ma non ho capito che stava facendo. Capace che finisca come l'isola di Vegapunk, eh? Lui ci ha dato la pistola spara bombettine, quindi contro le CA lascia fare. Mi serve l'esoscheletro per lanciare, per portare gli oggetti. Già per fortuna, con tutto il casino fatto prima, sono riuscito a sbloccare degli affarini dietro allo zaino che migliorano la gravità e fanno alleggerire un pochino il carico. Sono riuscito a costruirne 2, quindi dovremmo viaggiare un attimino meglio. Fammi solo vedere dove la sta. Alla strada. You could make it just like it was back in the old days. But it's not like we have everything you need just lying around. Restoring roads is a massive. Ecco qua, io nel primo Dead Stranding mi presi 3-4 giorni, mi misi soltanto a rifare le autostrade. Get them operational and processing ores again, and you should have no trouble securing the requisite materials. Ok. I've posted a suborder for this task, so take it on if you're interested. Ah, faccio che attivo una miniera e c'ho i metalli, ma va benissimo. Before you go, you've been getting a lot of praise for all your hard work. And in recognition of this, it seems you've been officially cleared to take on No, che standard il gioco orders. si sta aprendo, dai. Between the harsh conditions and the violent outlaws, there are fewer and fewer folks willing to serve as Io devo boys trovare il these tempo days. di giocarci di più, There's porca no la shortage miseria. of people who need help. So I encourage you to take a look if you're interested. Anch'io se devo fare cose secondarie poi mi intrippo e faccio tutto di filo. No, io questo è proprio il gioco, io un pezzettino alla volta mi metto in sicurezza per avanzare meglio. Che se vai direttamente da missione principale a missione principale ce la puoi fare, però diventa molto duro. Faccio delle passeggiatine, miglioro il tutto. Ciao Fragile. The DHV Magellan's parked not too far from your position. Come posso tornare nella You'll zona be vecchia? able to pick up your next order on the ship. But before that, you should head back to your room and rest up. Non lo posso fare che parte cutscene e devo switchare prima persona e poi dobbiamo vedere dopo appena viene giù a Marco. Però ho anche scoperto questo, ho anche scoperto questa cosa, aspetta, guarda.
No, che succede? Ok, fermo. No, non sali in automatico, ti prego, che devo staccare. Ok. Feels good. Allora, posso fare anche questo, solo che non c'ero arrivato prima. Allora, io metto lo zaino a terra con tutte le mie cose. A parte che resta in piedi perché c'è la gravità. E va bene così. Però se io prendo corda, io prendere corda, usare corda, io fissare carico. Fissare carico, carico forse non cadere. Quindi pure questo. Allora, vediamo tu che missioni c'hai prima di staccare. Cazzo, 2 soli di quelli mi hanno aumentato di 20 kg il carico trasportabile. Ottimo. Allora, ecco qua. Se ottieni la valutazione massima possibile per un ordine standard, riceverai una delle seguenti valutazioni aggiuntive in base alle impostazioni di difficoltà della tua partita. Legend, Legend of Legends o Legend of Legends of Legends. Io mi intrippai col primo, io devo prendere il voto massimo. Non lo so perché con sto gioco mi viene da ottenere tutto, di tutto e per tutto. Non lo so. Allora, noi adesso siamo qui. Carico delicato. Consegna un dispositivo di crittografia alla base del governo. La priorità di questa consegna è la condizione del carico. Portalo a destinazione nelle condizioni migliori possibili. Ed è pure un carico delicato, quindi dobbiamo andare con calma e tranquillità. O se no possiamo fare la programmazione in un altro modo. Io mi sono organizzato a volo, volevo... Sì, Regen lo sto adorando. A me il primo è piaciuto non poco di più. Sto secondo lo sto vedendo. A detta di tutti è meglio il primo. Sinceramente è la stessa cosa finora, ma con aggiunte e con oggetti e situazioni nuove interessanti. Poi tutta sta mappa è esplorabile, cioè noi dovremmo muoverci in tutti sti punti, tutti. Cioè noi qua è capace che ci arriviamo tra 2 o 3 settimane. Poi ci sono le cazzo di montagne, porca la miseria, le zone innevate. Noi dobbiamo collegare innanzitutto tutta sta zona. Noi siamo arrivati in Australia tramite il portale qua. Il gioco di base però ci ha detto che se colleghiamo tutte le zone si dovrebbe capire dove può apparire il prossimo portale, ma io da un lato lo spero, ma non credo che esca un'altra mappa grossa così da esplorare. Cioè, dobbiamo arrivare a fare tutti sti giri, già solo per fare tutta sta mappa ci metteremo un bel po' di tempo. Se c'è l'Australia e qualche altra parte del mondo fatto con mappe così, io sbatto a terra. Sì, è stata aumentata la parte action, migliore, più presente già solo qui nella parte iniziale. Oh, però è fatta bene, porca la miseria. Allora, andiamo le missioni così, switch a persona e attendiamo il dottor Jammox Super più. La miniera è lì. Questo è qui, tu qui sei l'accampamento che già ho ripulito prima, ma vi siete un attimino ripreparati. Qui c'è un altro accampamento. Poi dovremmo vedere di andare alla città qui. Quindi mo vedo domani sera se riesco a fare la stessa cosa e ricollegarmi per le 8:30 e mi faccio un'orettina di live così da fare almeno qualche missioncina, perché almeno questa la devo fare. Questa è la strada, aspetta. Aspetta, già c'è la strada fatta, aspetta un attimo, sta cosa la devo vedere. Sì, già hanno costruito la strada qua. Ok, ottimo. Questa è ottima come cosa. Ok, però c'è solo un pezzo. Tu ti metti e ricostruisci tutta la rete. Allora, sì, là dobbiamo salvare. Spegniamo là. Allora, noi dobbiamo arrivare a queste zone. Chi è? Questa è una bella sfida. Stanno aggiungendo pure le missioni war. Veramente non sto capendo perché le persone hanno detto no, è meglio il primo, c'è più robe, c'è più cose.
solo la prima parte che è tutorial è Dead Stranding 1, punto, fatto e finito. Poi già sbloccati i primi 4 accampamenti, già è un attimino diverso, quindi va bene, va bene. What you said. Allora, noi dovremo già partire da domani, andare su questi. No, Sam, non devi riposare. Sam, non riposare. Sam, alzati, Sam, per piacere. Fammi vedere qua. 300 cristalli chirali e 160 ceramica. Oh, Sam, aspetta, forse riusciamo a completarla pure questa qua. Allora, God damn it. Oh, that was ho promesso che honestly a bit mettevo persone e scary. lo metto, ma sta cosa voglio farla subito. No, guarda, le aggiunte che ci sono finora sono... Allora, la tecnica è sempre la stessa. Vai negli accampamenti, gli porti un sacco di cose, te li potenzi e in base al numero di stelle che sblocchi ti sblocchi vari potenziamenti. Ma al momento gli oggetti che vedo sono sì simili al primo, però ci sono anche delle aggiunte interessanti e visto che siamo all'inizio ci sono ancora un sacco di accampamenti e cose da fare, ci saranno un fottio di oggetti nuovi. Se non piace il Bartolini Simulator va bene, ci può stare, ma per la storia, per come sta andando finora e per quello che c'è da fare, io sarò io che so rompipalle forse su certe cose. Però cazzo, ma mettiamoci a giocare e non stiamo sempre a vedere là il bordello e il casino. Non c'ha questo e non c'ha quello. Poi se non piace il genere, oh, ci può stare. Però mocca miseria, ma non state sempre tutti a rompere i coglioni. 300 cristalli chirali, ce l'abbiamo e 160 di ceramica. A posto. Allora. 160 di ceramica. E ce li hanno. I cristalli chirali ce li abbiamo. Allora Sam, posiamo la prima pietra. Posiamo la prima pietra e ci uccideremo con la prima pietra. Però aspetta, facciamo così, fermati Sam. Metti sullo scaffale, ricicla. Questo l'ho rotto, pazienza. Già ce li avevo i 160 di ceramica. Perdonami, oggi è stata una giornata difficile e non soltanto lucido. Infatti ho detto devo giocare a Dead Stranding che mi devo riprendere un po'. Mo i so particolare, questo è un altro discorso. 160 di ceramica. Allora controlliamo per sicurezza. Io ti giuro, voglio fare sta cosa che è una cazzata. Io quando giocai a Dead Stranding 1, da lì mi era venuta l'idea di fare live su Twitch, solo che è stata una di quelle cose che non ho mai voluto portare avanti. Che mi piace il concetto di questo gioco di aiuta, fatti aiutare e aiuta pure gli altri. Cioè a me mo me ne sbatte per i coglioni che metto l'autostrada e ricevo un sacco di mi piace. Uno, aiuto altre persone che stanno giocando e se siamo nello stesso server non c'hanno l'autostrada, quindi se c'è possibilità di fare le cose in un certo modo, ma tanto di guadagnato. Un pochettino lo metto io, un pochettino lo metti tu e viaggiamo tutti quanti un attimo meglio. Allora, andiamo qua, facciamo attiva terminale. Vi faccio vedere pure l'animazione. 160 cristalli chirali e ne ho un fottio. Questo è questo, completato. A posto. Sì, tutto che c'è stato un problema su alcune cose che sto lavorando sul negozio. Sono stato... Credimi, vi dico le cose per dirvi la verità, non per lamentarmi o quant'altro. Sono stato da stamattina alle 7 a fare determinate cose. Alle 4 di oggi pomeriggio tutto quello che ho fatto la mattina è andato perso. Si è rotto tutto. Non per colpa mia, quindi mi sono un attimino pure incazzato e che dobbiamo lanciare il negozio. Vogliamo lanciare il negozio e tutto, però se succedono i cacchi nel frattempo è un problema. Ecco qua. Oh,
Poi, ripeto, sarò io che sono strano nel giocare, eccetera, eccetera, ma a me riuscirà ad aver fatto un pezzo di autostrada così... Oh. Il problema è che ce ne sono altri 78. Fermo adesso. Ecco qua, qui ce n'è un altro. Avremo un bel po' da fare. Anche perché nel momento in cui perdiamo del tempo adesso per fare tutte le autostrade e colleghiamo la zona qui con tutta la zona qui, questi due li potenziamo in un attimo. Sì, sì. Allora io salvo e passo un attimo a persona così che c'ho un paio di notizie pipicchielle in un certo modo. Allora io spingo la console. Datemi un attimo che switcho, anche se sono cose che mi fanno venire il sangue al cervello. Allora, sai cos'è? Aspetta, mo ti spiego subito mentre ricollego qua e avvio persona. Ecco qua. Allora, dammi solo un attimo. Ecco qua. Ah, sei tu che ti sei unito al clan, Regen. Io ti ho accettato pure, però non sapevo chi fossi. Allora, aspetta, ma facciamo subito una cosa, Regen. Aspetta un attimo. Aspetta un momento, Regen. Aspetta un attimo, Regen, non ti muovere che... Mo ti faccio il servizietto, aspetta. Mo ti faccio il servizietto, non ti muovere. Io ti posso già pure far vedere la situazione del clan, della gilda, del luogo d'incontro, che poi modifico le descrizioni e tutto. Forse già dovreste riuscire a prendere alcuni potenziamenti, forse. Allora sì, l'ho messo in muto. Cosa buona è che per fare questi tentativi e queste cose oggi ci ha messo un bel po' di tempo, quindi di mezz'ora in mezz'ora mi sono fatto una bella partitina e mi sono ripulito un attimino tutto. Allora, posso darvi notizie ufficiali e buone notizie, ottime notizie e meravigliose notizie. Ma sto bloccato che devo arrivare al livello 30. Ok, sei arrivato al primo blocco. Mo ti faccio vedere un paio di cose. Subito ci arrivi. Subito ci arrivi. Allora. Situazione Gildas. Altre due persone. Va là come siamo bellini tutti e quattro. Allora, così come ho fatto agli altri, persone che più mi stanno a cuore, che ecco, tipo te che partecipi da tanto al canale, sei un sub leader pure tu, come è giusto che sia. Non ti posso fare? No dai, gioco. No, mi fa brutta figura. Mannaggia la miseria. Perché ti volevo mettere pure a te sub leader, ma se ne possono mettere solo tu. Sei stato un po' cattivo su sta cosa. Io te lo dico. Io ti sto avvisando. Appena possibile. Allora, arrivare al livello 40. Tu quindi sei arrivato alla parte di storia. No, per tenervi più sott'occhio. Persona, questa me la pagherai. Allora, il consiglio che ti do io: sei arrivato al blocco di storia. Allora, innanzitutto i memento qui. Tutti questi, questa è la seconda area, la prima area, questi qua li hai fatti tutti? Devo cambiare la categoria perché sennò ci tagliano il pistolino. Aspettate un attimo, fermi tutti. Fermi tutti. Ok, a posto. Ok, controlla. Intanto fammi vedere un attimo la situazione qua.
7. Joker ce l'abbiamo. Devo cercare di prendere l'arma. Qua siamo a 4. Qua siamo a 0, ma ne sbloccheremo altre. Io ho qualche avvisetto, qualcosa. Friend list. Ciao Yodo, non ti conosco, forse hai usato il personaggio che ti aggiungo alla lista degli amici. Allora, io volevo controllare una cosa, che puoi arrivare facilmente. No, area 2. Allora, consiglio numero 1. I memento, una volta che ci sono, e quando ti ritrovi ad un blocco di storia, ecco, domani, dopo, in qualunque momento, fateli un po' alla volta. Allora, consiglio che sto dando anche un paio di amici con cui mi sono sentito stamattina: prendete il gioco in quest'ottica qua, lasciate avanti la modalità storia, chiamiamola così, portando avanti i palazzi. Tralasciate tutte le zone opzionali, tralasciate tutti i boss secondari e teneteveli per farmare punti esperienza e quant'altro. A questo va aggiunto i memento, anche perché per poi passare al secondo palazzo bisogna completare i memento. Quindi tu tutte ste aree le devi completare. Solito consiglio, capite di base sta cosa qua di persona, qualunque cosa fate, qualunque modalità fate. Quanto cazzo è alto quello, porca la miseria. Mi scusi? Mi scusi? Tu sei il boss finale del gioco, di la verità. Tu c'hai un sorriso malefico. Tutti gli altri non hanno un sorriso. Perché tu c'hai un sorriso? Ecco, è arrivato pure il cugino, aspetta. Ragazzi, scatta la rissa? Non sono normali sti due, comunque. Io non ho premuto niente. Ok. Grazie mille per la clip. No, aspetta, allora, aspetta. No, Regen, davvero sta cosa non è normale. Tutto quello che accade in sto gioco c'ha un perché. In alcune cutscene appaiono, sono già apparsi dei personaggi che a livello di trama, a livello di storia, voi capirete più avanti la loro importanza, però già sono usciti. Comunque, tralasciando questo, ogni cosa che fate nel gioco vi dà qualche ricompensa. Perché fare i memento? Perché i memento, andando in giro e prendendo tutti i biglietti che trovate, tu prendi tutte queste belle cosine a gratis, più tanti punti esperienza, gettone per potenziare il persona principale del protagonista, oggetto per potenziare l'arma, abiti per cambiarvi d'abito come volete. Quindi il consiglio che ti do, innanzitutto, come ho detto stamattina ad un amico, il consiglio principale è quello di fare in modo che non accumulate mai 250 punti stamina. Sì, è questa la cosa. Allora, Regen, non lasciate sto gioco. Tanto questa è la prima fase. C'è ancora tanto che deve uscire. C'è tanto ancora da fare. Io ti posso dire, a livello ufficiale, perché ci sono arrivato, si arriva fino ad un certo punto del secondo palazzo. Quindi c'è tutto il primo palazzo da fare, memento zona 1 e zona 2, e secondo palazzo fino ad un certo punto. Quindi tu mettiti quando puoi. Tanto, ecco, la cosa bella è che giocare non costa punti. Quindi tu, senti a zio Vincenzo, fai così. Tu vai nel palazzo, ritorna dall'inizio della mappa. Sta cosa che vedi è una cosa che si sblocca alla fine del primo palazzo, perché puoi completare e ritornare nei palazzi già fatti. Tu fai semplicemente così. Non è che mi sono perso a lavorare. Va benissimo, Regen. Allora non c'è un ordine preciso di cose da fare, è in base a tutta la somma di quanto tempo c'è per giocare, quanto tempo c'è per fare le cose, quanti punti azioni hai, come sei messo con i personaggi e altro. Fai quello che devi fare.
I consigli che ti do per salire adesso velocemente di livello, così cambio il titolo, saluto pure Gianmarco perché gli devo fare un attimo delle comunicazioni, però vediamo pure una mezz'oretta finale, vediamo di fare qualcosa, se no ti ho detto io tutti i giorni a partire da domani vedo di fare dalle 9:30 fisse alle 10, non come oggi che purtroppo Kojima mi ha un attimo preso con la zona complicata. Voi venite, fatemi tutte le domande e vi rispondo senza problemi. Consiglio che do a Regen oggi: Regen, mettiti a fare i memento, esplora tutte le zone, prendi tutte le casse, fai tutti i fight e prendi punti esperienza, fatti tutte le cosine e prendi punti esperienza, ritorna nel palazzo, metti l'elenco qui delle zone da visitare, ritorna nella prima zona. Se tu vedi, cliccando fuori dalla mappa ti dice una percentuale di completamento, gira in tutte le zone e prendi tutto quello che c'è, non evitare nessun fight, anche perché per essere arrivato al blocco dei 30 sei forte. Il gioco prevede, tu puoi uscire e rientrare dai palazzi e riappaiono i nemici e puoi farmare un pochino di punti esperienza, però c'è un limite giornaliero e il gioco ti avvisa quant'è. Tu mettiti domani tra memento, pulire le zone qui per prendere tutto quello che c'è il giro, materiali per il grimaldello. Allora, ti faccio vedere la cosa utile. Se tu vai alla workbench, e sta cosa c'è in tutti i menu di gioco, quindi basta semplicemente leggere. Se tu vai qua e metti lockpick, ti servono i 3 oggetti. Se tu premi su un oggetto o col pad o col telefono, tieni premuto il dito o altro, per ogni oggetto ti dice dove li puoi trovare. In questo caso sia la monassite che i fogli d'alluminio che il mercury li puoi trovare dal vecchietto. Premi, ti vede il posto, ti va lì in automatico, ti dice dove li devi comprare e tu compri quello che ti serve. Per il momento, perché io già l'ho provata sta cosa nella versione CN e spero che accada qui pure presto, apparirà un magico uomo più in là con gli aggiornamenti e te lo dico, non si dovrà andare più in giro per comprare gli oggetti. Tu avrai un'app sul telefono, ci sarà l'essere supremo, il presidente, che ti venderà tutto a portata di mano, quindi non dovrai più andare in giro per comprare gli oggetti e tutto. Nella fase iniziale al momento bisogna andare in giro a prendere gli oggetti. Sì, il presidente è lui, c'è lui, tu lo apri, parte la musichina del presidente e va tutto bene. Allora, è anche passato il tempo. Regen, ti ho detto fai sta cosa qui. Ciao Regen. Fatti memento, arriva fino in fondo, vedi c'è una boss fight grossa, tu vedi se ce la fai a fartela, se non ce la fai passa a rifarti tutto il palazzo e vatta a prendere tutto quello che c'è. La cosa importantissima, fai sempre in modo, se possibile, di non far salire mai il conteggio dei punti stamina a 2,50. Io mo ti do il consiglio, poi vedi tu senza perderci tanto tempo sopra. Regen, se tu te lo metti anche sul cellulare e ti colleghi gli account, tu prima che ti metti a letto, vedi quanti punti c'hai, lanci un fight per raccoglierti qualche oggetto, qualcosa, metti un autofight a 3 per e fai ricaricare i punti durante la nottata. Allora a posto. Poi quando andrai avanti troverai alcuni che iniziano a fare. Che il primo palazzo è facile. Poi dopo Palazzo 3 non te lo dico proprio le botte all'inizio che mi hanno dato. Palazzo 4 i pali nel culo direttamente, però ecco dico questo è stacco, così saluto Gianmarco e ci organizziamo per la live. Non c'è niente di male a perdere un fight, far passare giorni di vita reale facendo un po' la modalità city, facendo qualche fight di qua, prendendo qualche oggettino, potenziarsi e ripetere. Non ci sono malus, perciò vi dico giocate come volete, il fallimento di oggi sarà il super successo di domani, basta soltanto sapere aspettare.
Questa è la cosa importante con persone. Quindi salutiamoci. Allora, abbiamo già Regan. Ok, salve, aspetta, non entrare qua, aspetta, che non puoi uscire. Vengo io di qua, aspetta. No, non volevo fare il capo. Grazie. Ok. Bacino? Bacino? E dammi un bacino, che fa? Appoggi solo la bocca così. Ah, così sorda. Stiamo giocando a Persona, quello che hai visto pure tu. Pure a Chiara piace. Ah, guarda. Allora, al momento nel clan siamo io, Regen, Sì. Kerus e Fabio. Fabio Fabio tuo amico. esatto. Allora, piccola cosa, per la cosa che ti ho detto, cerca di arrivare nei prossimi giorni a livello 40, ti si sbloccano le fight queste qua, i Nightmares Getaway. Sono tornei settimanali, mettiamola così. In questo caso non penso ce la fai a partecipare perché scade tra 5 ore ma si riattiva il nuovo. Di base, a livello di gilda, più partecipiamo, più punti facciamo, più bonus prendiamo. Io ho partecipato solo io al momento, quindi ho preso soltanto questi. Già il fatto che siamo in 4, noi prendiamo questi e questi. Le fight non hanno solo la scadenza di una settimana, quindi tu puoi farle domani e ottieni 1000 punti. La fai un paio di giorni prima o il giorno stesso che finiscono, le rifai e aumenti il punteggio. Più punti prendiamo, più cose sblocchiamo tutti, e più punti prendi tu. Ogni settimana ci sono tutti sti cristalli in palio, così, giusto per. Poi ci sono anche altri punti dove prendere cristalli e nei prossimi giorni ve li faccio vedere tranquillamente. Completa questo, cerca di fare anche il coso qua dei plan. Domani durante il caccone push. Bene. Persona 5 The Phantom X è il gioco perfetto per il caccone. Hai un gioco di Persona da giocare sul gabinetto H24. Il mio sogno, uno dei miei sogni della mia vita, si è realizzato, quindi va benissimo così. Stacco, ci organizziamo un attimo e torniamo subito. A fra A poco. frappè.優しさはつながる魔法だよ。